Grazie mille, ciao. Le urla di dolore di conoscenti e familiari spezzano il silenzio surreale in via Ioppi. Samia Bent Reyab Kedim aveva 46 anni, cittadina tunisina, madre di 3 figli, 2 figlie maggiorenni e un ragazzo di 15 anni. Un ex marito con cui i rapporti non erano buoni, la separazione che lui non accettava, le liti e il pericolo avvertito dalla donna, tanto che Mohamed Nacheur Saadi, 58 anni, tunisino anche lui, era ai domiciliari a Monfalcone e con un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna. Stamani aveva usufruito di 2 ore di permesso, avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico, non è chiaro se lo avesse o meno. Fatto sta che ha raggiunto l'ex moglie e l'ha uccisa con un'arma da taglio, uno shock per il vicinato con cui la donna aveva un buon rapporto, nonostante le sfuriate dell'ex marito a cui tutti avevano assistito. Sì, precedentemente abitava qua, poi da tanto che non lo vedevo, perciò credevo che si fossero separati in maniera tranquilla e ognuno per la propria strada. Qualche anno fa c'era stato degli episodi appunto che aveva portato a chiamare magari l'ambulanza piuttosto che le forze dell'ordine. Mi dispiace molto perché, ripeto, era una persona molto gradevole e cortese. Era una persona comunque squisita, spesso ci si fermava a chiacchierare, mi chiedeva molto spesso dei miei genitori come stavano, insomma una palazzina fatta da poche unità immobiliari. Insomma, ripeto, ci si conosce un po' tutti. Dopo aver ucciso Samia, Mohamed è salito in macchina. Quando percorreva a tutta velocità la statale 13 nel comune di Basigliano in direzione Codroipo, attorno alle 13:30 si è schiantato contro un'autocisterna, morendo sul colpo. Che sia stato un atto volontario, una conseguenza di una guida troppo spericolata in condizioni di non lucidità, non è ancora chiaro. Le indagini per ricostruire tutti i dettagli di una vicenda terribile sono andate avanti su entrambi i fronti per tutto il pomeriggio con l'ausilio della polizia scientifica, sia in via Ioppi, dove è morta Samia, sia sulla statale, dove ha trovato la morte il suo assassino.